Le locali della Nova Funghi, in maglia bianca con inserti rosso-blu, allenati da Giovanni Galesso e Mauro Ferrari, giocano con Virginia Rizzo alzatrice, Tania Ferrazzo opposto, Giulia Rambaldo ed Elisa Breda schiacciatrici, il capitano Serena Sato e Anna Maria Ometto centrali, Michela Zago libero. Le ospiti del DM componenti Rio, in maglia blu con spalline bianche, guidate da Federica Vezzù ed Elisa Salvetti, schierano il capitano Sofia Calore alzatrice, Cristina Polato opposto, Federica Viale e Beatrice Francescon schiacciatrici, Valentina Viotto e Fanny Cesari centrali, Manuela Valese libero. Difficoltoso avvio per l'incerta ricezione del Rio staccato sul 7-2. Gli attacchi di Beatrice Francescone e alcuni errori della Nova Funghi avvicinano le ospiti sull'8-7, ma le battute aggressive della Ferrazzo propiziano la nuova fuga delle locali, che colpiscono con l'ispirata Rambaldo e con la rapida Sato, ben servite da Virginia Rizzo, allungando con decisione sul 14-8, quindi sul 22-12. La giovane Francescon è costretta a lasciare il campo per un problema alla caviglia, sostituita da Silvia Cecconi. Le ospiti riducono il gap sul 22-16 grazie a qualche svarione della ricezione bianco-rosso-blu, ma la Nova Funghi replica in tempo, chiudendo agevolmente il primo set per 25-17 con 2 attacchi vincenti di Elisa Breda. L'inizio della ripresa vede un andamento opposto a quello del primo set. Ora è la ricezione della Nova Funghi a vacillare pericolosamente, mentre il Rio migliora a muro e colpisce con Viale e Polato, avvantaggiandosi sul 6-2, conducendo quindi con autorevolezza per buona parte della frazione. Le locali arrancano, sbagliando tanto in ricezione e in attacco. Le tiene a galla la Rambaldo, mentre Ferrazzo e Breda attraversano una fase di appannamento. Coach Galesso corre ai ripari, inserendo Alessandra Marconato per la Breda, poi fa il doppio cambio. Entrano l'opposto Jasmine Biotto per la Rizzo e l'alzatrice Alessandra Rigo per la Ferrazzo. La Nova Funghi va sotto sul 20-12, il Rio sembra padrone del set, invece le bianco-rossoblu di casa dan prova di grande unità e carattere, rinvenendo sul 22-17, spinte dal servizio ficcante della Sato e dai contrattacchi vincenti del Rambaldo. La rimonta si perfeziona sul 23 pari, complice una serie di attacchi errati della Viale. Il Rio non riesce più a metter giù palla, la Nova Funghi colpisce con la Breda, poi l'ultimo errore di Federica Viale consegna il secondo set alle locali. Federica Vezzù fa entrare Francesca Maritan per la Viale. Le locali pagano gli errori in ricezione andando sotto sul 4-1, ma Rambaldo e Ferrazzo le rimettono in corsa sul 5 pari. Inizia un avvincente inseguimento con Rio costantemente avanti di 1 o 2 punti. La battuta della Calore crea grossi problemi alla Rambaldo, che sbaglia più volte in ricezione, favorendo l'allungo delle ragazze in blu sul 16-13. La Rizzo si affida alla grintosa Ferrazzo, autentica trascinatrice, ma il Rio risponde con Cesari e Cecconi, mantenendo il vantaggio fin sul 19-17, quando Giulia Rambaldo piazza 2 palloni nel campo del Rio, che come già accaduto nel finale del secondo set, si blocca completamente, ricevendo male e sprecando troppo in fase di ricostruzione. Sul 20 pari il Rio scompare, la Ferrazzo sfonda il muro avversario, la Polato è fermata dall'Aumetto. Infine il perfetto diagonale di Tania Ferrazzo decreta la vittoria della Nova Funghi. Purtroppo abbiamo manifestato in ogni set un po' di difficoltà, diciamo di poca determinazione nel portarci a casa, soprattutto nella fase finale del set, i punti. E non abbiamo saputo sfruttare le debolezze dell'avversario, anche se la classifica dice che sono prima in classifica e noi in bassa classifica. Sono contenta però che in ogni set le ragazze abbiano lottato e abbiano fatto quel che è stato possibile per superare i limiti tecnici. È stata una buona partita, anche se abbiamo avuto degli alti e bassi. Soprattutto nel secondo set abbiamo subito molto le ricezioni, soprattutto quelle della palleggiatrice. L'importante è che siamo riusciti a reagire e a venirne fuori e niente, abbiamo vinto. L'importante è questo, perché abbiamo portato a casa 3 punti importanti per la classifica per continuare a restare prime. Noi abbiamo delle difficoltà, abbiamo dei momenti nei quali magari un po' ci dimentichiamo di restare concentrati sul nostro gioco di squadra e magari stiamo a aspettare l'individualità, e questo a volte, se una squadra gioca bene come ha giocato bene Rio stasera, ci mette nei guai. La prima squadra sta andando bene, le seconde divisioni, perché ne abbiamo 2, una composta da ex atlete che si sono rimesse in gioco, un'altra da ragazze giovani che fanno parte anche dell'Under 18, che sono entrambe nelle zone alte della loro rispettiva classifica. Le altre squadre, le Under 16, le Under 14, le Under 12, le Under 13, stanno facendo tutte dei campionati buoni, ma soprattutto quello che conta è
il tema tecnico. Noi cerchiamo sempre di portare tutte le ragazze a migliorare se stesse, a raggiungere il loro massimo e ad essere in grado di fare gruppo in ogni situazione vengano poste. Quindi abbiamo molta interscambiabilità tra le varie squadre, possono salire o scendere e darsi una mano sempre. Nova Funghi è un'azienda alimentare che si è da 30 anni di esperienza a questa parte sviluppata, è sempre più cresciuta ed è leader a livello nazionale nel comparto della lavorazione dei funghi. I funghi vengono lavorati, soprattutto lo champignon, direttamente freschi e messi nelle confezioni che vanno a finire col marchio Nova nei supermercati e negli ipermercati. È da 10 anni che Nova Funghi sponsorizza la società Alta Volley ed è orgogliosa di farlo perché questa è una società che sta valorizzando i giovani e sta avendo risultati sempre migliori e veramente eccezionali.